E Andrea Vecchio, il nuovo assessore regionale alle infrastrutture, 70 anni, catanese, celebre per il suo impegno antimafia. Il neo assessore, già presidente dell'Ance di Catania, va a sostituire Pier Carmelo Russo, che si è dimesso. Le prime parole di Vecchio sono state queste: se il presidente è indagato per mafia sono affari suoi, questo fatto non mi tange. Il neo assessore alle infrastrutture non ha usato giri di parole. Per quanto mi riguarda ho ricevuto un piccolo incarico per 2 mesi, io rappresento il mondo del lavoro e delle imprese, spero di poter fare anche un piccolo granello a loro favore, nessuno dovrà mettersi di mezzo tra me e questo intento. Intanto una nuova gara impegna i partiti dell'ex maggioranza lombardiana, quella della mozione di sfiducia al presidente. PD e UDC preannunciano la presentazione di un loro testo. Gli amanti abusivi di ieri si preparano e si attaccano, sono le parole di Innocenzo Leontini e Rudy Maira, rispettivamente capigruppo di PDL e del PID Cantiere Popolare all'Assemblea regionale siciliana, aggiungendo: giace da 5 mesi negli uffici dell'Ars una mozione di sfiducia al governo lombardo. La conferenza dei capigruppo chiese di non trattarla, era più urgente l'approvazione di bilancio e finanziaria, noi per senso di responsabilità concordammo, spiegano. E il deputato regionale del PD Pane Pinto considera sbagliato il percorso della mozione di sfiducia. Dal momento che è già stata indicata la data di ottobre per il voto anticipato, variamo subito la norma per bloccare l'attacco bulimico alle nomine da parte di Lombardo. Ma la sfiducia a questo punto paradossalmente ci farebbe buttare via tempo prezioso e sarebbe un atto ipocrita da parte del PD, così come considero ipocrita la scelta tutta mediatica di quei deputati che si dimettono per comunicato stampa invece di presentare le dimissioni alla segreteria generale dell'Ars. Parlo di ipocrisia, dice ancora Pane Pinto, perché la sfiducia rinnegherebbe il nostro stesso percorso. Pur non avendo raggiunto gli obiettivi sperati in Sicilia, l'impegno del PD e del suo gruppo parlamentare ha permesso risultati importanti, a cominciare dalla disarticolazione del centrodestra. Mi chiedo poi come possano gli esponenti di alcune aree del partito chiedere la mozione di sfiducia quando ci sono assessori che in molti considerano vicini a loro, che continuano a far parte del governo. Con il voto a ottobre, prosegue Pane Pinto, il tempo a disposizione non è molto e credo che i dirigenti delle correnti del partito siciliano e soprattutto chi guida il PD debbano impiegarlo con responsabilità. Avvitarsi per giorni o settimane sulla questione sfiducia sì, sfiducia no significa perdere tempo prezioso e magari trovarsi nel frattempo a dover gestire fughe in avanti di autocandidati alla presidenza della regione o peggio a rivivere lo psicodramma delle primarie di Palermo, questa volta in salsa regionale.